piace il salame. Con le prime tre fette senza budello. Meno male sono le 3:27. Ma soprattutto la penna bella dritta dell'Alpino, è vero? Esatto. Rumatera, una domanda Rumatera. Esiste un dispositivo, qualcosa di tecnologico per cui noi vi attiviamo a distanza e voi suonate a distanza facendoci godere? Esiste? Esisterebbe, ma non possiamo dirlo in radio. Una roba del wifi. Non possiamo dire in radio dove andrebbe inserito. Che cosa ci proponete? La prossima canzone vi proponiamo, dedicata alla dolcissima Marisa, si chiama Cuore Alpino. Cuore Viva gli alpini! Cuore alpino, prigioniero di mille battaglie. Cuore alpino, ora uccidi soltanto bottiglie. Porco cane, non è facile bere tranquilli e cantare una bella canzone che la Marisa la spacca i baloni. C'era anche questa musica. La Cristina D'Avena. Un po' di canzoni dell'85 come Senti come Nella storia della musica succede che venga dedicata una canzone a una donna, no? Ma mai due canzoni a una donna. Bene, cara Marisa, i Bomba delle Rumatera bombe. sono pronti a dedicarti anche la prossima canzone. Prima. Allora, prima di fare questa canzone che si chiama Solvareotto del Maschio, com'è che si chiama? Solvareotto del Maschio, Puoi tradurlo per il nome? infatti, siccome sul nostro sito di Rumatera la domanda più frequente è cos'è il bareotto del maschio, abbiamo fatto la risposta che è il caretto sul quale si monta il maschio, che è il maschio della razza del maiale, per destinazioni, lui monta sul caretto per destinazioni più o meno piacevoli per lui. Può andare a montare come che può andare al Masseo. Mi piace che l'affetto venga trasformato in questo. E questa canzone è dedicata a te, Marisa, dai Rumatera. Non finisce in vacca, ma finisce in maiale. Questa è la storia di questo maiale che arrivatogli al bivio deve fare una scelta. Vado a trombar o vado a morire? Ero Setanatos. Sentiamo, prego ragazzi. Ha voluto dire Quello che ti ho visto sul bareotto del maschio, ho capito che tu mi piaci molto. Da quando che ti ho visto sul bareotto del maschio, ho capito che tu mi piaci molto. Marisa, te mi piaci come stai, come il mare, ma te prego torna a casa che ti faccio svedellare. Te mi piaci come sì, come galline del Conaro, e dopo quando che ti aro mi sento tanto sentimento, dopo quando che ciapo e piegore i cunici e cavarete e gli tocco anche le tette, ma non sento sentimento. Da quando che ti ho visto sul bareotto del maschio, ho capito che tu mi piaci molto. Da quando che ti ho visto sul bareotto del maschio, ho capito che ti amo pulito. Cosa ti amo? Ti amo pulito, cioè nel senso tutte le cose che hanno detto sulle fette, il maiale e che ti amano non sono vere, perché ti amano pulito, è un amore profondo. C'è bisogno di amare pulito. Brava! Ti amo pulito, merita l'ovazione della sala delle feste di Reggio. Come sei fine? Allora, amici, serve. Grazie al Previ, così non è carina. No, ma ragazzi, ma che figo è il premio stasera? Amore pulito anche per il
capito. Allora, siccome sembra che i rubatori siano stati cooptati da Danilo da Fiumicino, io li saluterei per la prossima ora per risentirli alle 5 del mattino quando faranno la ginnastica con noi. Ragazzi, ci siete? Guardi qua, eccoli. Sempre pronti noi. Sempre pronti, vedo uno sta parlando la di Valentine. Volevo dire che tutto questo beveraggio che sta girando ha dato il dono delle lingue anche ai ragazzi di Udine. Perfetto. È arrivato un ragazzo di Udine e ho detto: com'è il Sauvignon? Mi ha detto: va là che te lo do io il promemoria. Bravo. Posso dire una cosa? Io, come dire, sto ai Rumatera come Pippo Baudo alla Cuccarina. Rivendico questa cosa. Io voglio che tutta Italia sappia alle 4:07 di notte, quindi non so quante Italia c'è all'ascolto, che Prevignano passa le mattine a Radio DJ a dirci: guardate che Rumatera sono una scoperta straordinaria. Mi scappavo proprio al momento. Io lo farei dire Rumatera. Lo dite voi ragazzi, suonato 45502. Sapete che suonato porta benissimo a chi lo invia adesso? Dai, quando volete. 45502. Sì, suonato. 45502. 45502. 0 che è la palletta, perché non capisce. Allora ragazzi, per salutarci per quest'ora e risentirci alle 5, che cosa ci fate ora? L'ultima canzone dedicata alla Marisa. Ma sì! Ma non c'è, è sul balcone, non vi sente neanche. Si può girare alla Carse, perché è brutto. Si può girare alla Carse. Dai, a Chiara Carse, dai. Vabbè, però. anche se è la seconda, vabbè, ma ditelo. Però lei non è venuto prima, la Marisa è venuta a darci il bacetto a tutti, una alla volta. E non capivo perché Carse, devi dare un bacetto a tutta la band, su, allora se va no, bene. e quindi adesso meriti la canzone. Ora sono pieni di amore pulito, Non capivo perché mentre la Marisa mi abbracciava la vedevo comunque a 1,5 metri. Ma mica 0 Bassetti, 50.000. Allora, dai ragazzi, La prossima canzone la dedichiamo a tutte le ragazze che ci ascoltano e si chiama Me so innamorà. No, sentiamo. E a me piace que tiene de pelo, perché nunca che scorreza che fa festa con il céu, che si embriaga e che spantassa sotto a cuore. Io vale cose così, ma sono sicuro che ti piacerebbe anche a te. Sono io Matera. Alle 4:10 minuti, alle 410. Ho capito. Allora ragazzi, Ho capito, ma quel gigolo ce l'abbiamo da mesi. Ma non sapevo che erano in Rumatera, dai, perché non dicevano ora dedico la canzone alla Marisa, del jingle. Finora io l'ho sentito soltanto cantare le canzoni per la Marisa. idoli contrastati, ragazzi, ci sentiamo alle 5, avete un'ora di Valentine, tutto per voi. Poi che nervo!